oggi si apre una discussione importante per la Regione Veneto, per la strategia di sostenibilità della Regione sul tema economia circolare. Qual è il tema? Qual è l'essenza? Siamo bravi a fare la raccolta differenziata, porta a porta in vario modo, recuperiamo tantissimo e questo serve ovviamente a ridurre i costi di gestione delle discariche, produrre un po' di energia. Ma la domanda che ci dobbiamo porre, che proviamo a porci in questo gruppo di esperti convocati oggi è la seguente. Cosa dobbiamo fare dopo il nostro impegno sulla raccolta differenziata, sul riciclo? E qui la questione si apre perché ormai il grosso della miniera a disposizione del pianeta è nel costruito, quindi in tutti gli artefatti che abbiamo realizzato negli ultimi anni di attività industriale, negli anni di attività industriale. Dentro questi artefatti, che sono palazzi, sono macchine, sono strutture, ci sono elementi che dobbiamo imparare a recuperare. Questa è la sfida dell'economia circolare, cioè come decomporre quanto abbiamo costruito, attraverso quali processi chimico-fisici recuperare il recuperabile, produrre materie prime e seconde da quello che abbiamo già. Dall'incontro di oggi sicuramente è emerso che per andare verso l'economia circolare, la transizione verde, transizione ecologica, è molto importante una governance integrata tra il settore pubblico che deve autorizzare gli impianti di recupero rifiuti, che deve garantire dei controlli efficaci, e poi il settore privato, le imprese che devono innovarsi, riuscire a riutilizzare gli scarti della produzione e riuscire ad acquistare scarti e prodotti riciclati da immettere proprio nei loro processi produttivi, per cui è fondamentale che si parli un linguaggio comune per fare in modo che la burocrazia diventi più leggera e sostenibile e dall'altra parte si agevolino le pratiche di recupero virtuose per le aziende. Ciò che riassume l'incontro di oggi è, credo, la parola responsabilità. E come tutte le responsabilità si possono dividere in responsabilità individuali e in responsabilità collettive. Sotto il profilo della responsabilità individuale è stato proposto da parte mia, da parte nostra, un modello in cui ciascun produttore di rifiuto, dall'utente singolo in particolare, è responsabile del proprio rifiuto e fa il gesto primario della gestione del primo rifiuto, ne accetta le conseguenze di questa responsabilità e quindi la qualità è sotto la sua responsabilità, la quantità è sotto la sua responsabilità e così anche la tariffa di conseguenza. Quindi non può esistere la gestione dei rifiuti urbani responsabile se non c'è la responsabilità individuale, quindi per esempio la tariffa puntuale, la tariffa per quanto io butto singolarmente, non genericamente insieme. Quella si chiamerebbe responsabilità collettiva. Quindi i modelli di gestione principalmente si devono fondare sulla responsabilità individuale prima che inizi quella collettiva. Il secondo messaggio di oggi è appunto la responsabilità collettiva, in cui è necessario fare squadra e all'interno dei bacini regionali e all'interno della regione stessa. Quindi la politica e le politiche siano da area vasta, territoriali, ma anche regionali. Uno. Responsabilità collettiva vuol dire anche regole, e quindi quelle che appartengono alla politica, cioè sulla semplificazione, sulla facilitazione dei processi che avviano al riciclo. E ce n'è molto bisogno perché appunto siamo a corto di regolamentazione. Responsabilità quindi, perché è la parola chiave che ci permette di ottenere l'economia circolare, che è fatta da gesti singoli ma anche collettivi, ciascuno in momenti diversi, ma che coesistono in un processo di economia circolare. La Camera di Commercio di Padova è da anni che sta lavorando per promuovere e sostenere il passaggio a un'economia circolare e il recupero dei materiali, degli scarti, dei sottoprodotti. Siamo partiti più di 20 anni fa
sostenendo il progetto Azienda Pulita con le associazioni imprenditoriali del mondo agricolo, la provincia di Padova e i consorzi di bacino, e con questo progetto che è ancora attivo dopo tutti questi anni, più di 8.000 aziende agricole che hanno aderito al servizio conferiscono i loro rifiuti in modo che non vengano dispersi per l'ambiente e vengano trattati correttamente. Stiamo collaborando anche con altri soggetti del sistema camerale, con vari progetti per l'economia circolare, per la sensibilizzazione alle imprese, ma dal 1° di novembre stiamo facendo anche un salto di qualità nella nostra progettualità a sostegno dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile. Camera di Commercio di Padova infatti è diventata capofila di un progetto, Cradle Alp, che è finanziato dal programma di cooperazione transnazionale Interreg Spazio Alpino. Con questo progetto noi, insieme ad altri partner internazionali e per quanto riguarda l'Italia, insieme ad Unismart, fondazione dell'Università di Padova, andremo a collaborare per aiutare le imprese a conoscere e a sperimentare una metodologia che è stata sviluppata in ambito universitario proprio per andare a intervenire sul sistema di produzione per cercare di modificarlo in modo da ridurre la percentuale di scarti, di rifiuti, e per far sì che i sottoprodotti vengano riutilizzati con un vantaggio per l'ambiente e ovviamente anche un vantaggio economico per le imprese.